svolta la riunione al Comune per eleggere il presidente e vicepresidente dell'area urbana funzionale di Agrigento. Perde pezzi importanti l'ospedale di Agrigento, va via anche il primario di ortopedia. Il commissario dell'ASP Zappia parla del passaggio dei medici alla sanità privata. 2 poliziotti arrestati a Palermo per corruzione. Lentini e Moscato per la pagina sportiva. Benvenuti su TVA Notizie. La riunione per eleggere il presidente e il vicepresidente dell'Unione dei Comuni dell'area urbana funzionale di Agrigento è andata a voto. Vediamo perché con Arturo Cantella. Si è svolta ieri l'assemblea della Costituente Unione dei Comuni Area Urbana Funzionale di Agrigento tra i comuni di Aragona, Comitini, Favara, Ioppolo, Giancazio, Raffadali, Sant'Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Agrigento per l'attuazione delle politiche territoriali della regione siciliana per il periodo di programmazione 21-27, prevista l'elezione del presidente, ma non si è arrivati a tale scopo in quanto durante la votazione avvenuta non c'è stata una maggioranza del voto, pertanto si è registrato un ex aequo. Pari 13 voti sono andati ad Alessandro Pitruzzella, consigliere comunale di Favara, e 13 a Salvatore Parello, consigliere comunale di Aragona. Segno ovviamente di una spaccatura che ha visto i comuni più piccoli contro quelli più grandi come Favara e Agrigento. La prossima votazione sarà il giorno 12 ottobre alle ore 18 nella speranza che si possa arrivare a una collegialità del voto, anche perché i tempi stringono e bisogna avviare al più presto le strutture tecniche necessarie alla programmazione e alla progettazione dei cantieri, in quanto già è in ritardo con le tabelle di marcia. Oggi presente anche il sindaco di Favara a questo Consiglio dell'Unione dei Comuni dove si eleggerà la presidenza e la vicepresidenza. Ecco, che benefici può trarre l'amministrazione comunale di Favara e insieme agli altri comuni Agrigento, Comitini, Ioppolo e altri che fanno parte di questo Consiglio? Intanto questo è un atto fondamentale, il primo passo per la costituzione ufficiale della FUA. Ricordiamo a tutti che l'Unione è l'organo che è stato deciso essere quello per guidare la FUA che in soldoni è la nuova programmazione europea 21-27. L'Unione Europea, lo Stato, la Regione hanno deciso che i nuovi finanziamenti arriveranno tramite un'unione di comuni, tramite un'unione che potrà valutare meglio quelle che sono le strategie. Non si presenteranno più singoli progetti che interesseranno i singoli comuni, ma dei progetti che sono delle strategie comuni che vanno dalla crescita culturale alla crescita economica, al turismo, fino ad arrivare alle infrastrutture. Che dotazione economica c'è in atto? No, ci sono buoni finanziamenti, diciamo che è la prima fase, ma finché non si costituisce ufficialmente l'Unione dei Comuni e poi la convenzione con gli altri comuni e quindi ufficialmente la FUA, ancora non si ha la possibilità di aderire ai finanziamenti. Quali sono le competenze specifiche brevemente? Ma noi faremo tutta la fase di progettazione, di programmazione, e seguiremo tutto l'iter, intanto si decideranno quali progetti e poi tutto l'iter che porterà dalla creazione del progetto fino alla realizzazione. Non si rischia che la collegialità possa impantanare un po' la burocrazia e la fattibilità dei progetti? Dobbiamo essere bravi a scongiurare questo rischio, anche perché diciamo, è nell'interesse di tutti collaborare per ottenere il massimo risultato. Consigliere comunale Amato, ecco, oggi la costituzione degli organi presidenziali del FUA, come possono incidere anche nella vita del comune e anche insieme agli altri comuni? Sì, questa viene considerata veramente come una grossa opportunità dove diversi consiglieri di alcuni distretti comunali della provincia di Agrigento assieme discuteranno un po' dei finanziamenti e della distribuzione dei finanziamenti su determinate cose da fare e da realizzare nei vari comuni. Certo, questo è l'organo politico, poi ci sarà il collegio dei sindaci che sono quelli che decideranno meglio dal punto di vista della distribuzione dei finanziamenti.
Il nostro è un ruolo politico propositivo e di controllo come caratteristico. Il ruolo del Consiglio Comunale in particolare qual è? Quale sarà? Il ruolo? Del Consiglio Comunale in questo caso quale sarà? Ma è diverso rispetto al Consiglio Comunale, questo è un altro organismo, resta sempre fondamentalmente un ruolo di controllo e di proposizione. Sindaco di Joppolo, presente anche a questa costituzione di questo FUA, ecco, un piccolo comune come Joppolo, che benefici può trarne da questa iniziativa? Questo per noi rappresenterà sicuramente un momento di slancio per l'economia joppolese, dove per quanto riguarda il FUA ci sono oltre 100 milioni di euro e quindi il Comune di Joppolo parteciperà attivamente alla strategia e ai vari eventuali finanziamenti che verranno da questa FUA. Quali sono gli indirizzi in cui verranno destinati i fondi in particolare? Gli indirizzi principali sono sicuramente sul settore turistico, sull'economia, sull'agricoltura e in tanti altri settori. Un altro primario lascia l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è il direttore dell'ortopedia, il servizio. L'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento perde altri pezzi importanti, figure che hanno dato prestigio alla struttura. A dimettersi stavolta è il direttore dell'ortopedia Giovanni Palmisciano. Un altro medico, insomma, che getta praticamente la spugna, stanco probabilmente di chiedere interventi al fine di migliorare i servizi. Ma cosa sta succedendo all'ospedale di Agrigento, se vanno via uno dopo l'altro i sanitari delle strutture più importanti? Lo ha chiesto con una nota Giovanni Di Caro del Movimento 5 Stelle, ma se lo chiede l'utenza che si ritrova improvvisamente senza i punti di riferimento cui era abituata, trovando disponibilità e professionalità, come nel caso del dottor Palmisciano. Saranno i turni impossibili, sarà la carenza di personale. Fatto sta che all'ospedale di Agrigento la storia si ripete, a danno ovviamente degli agrigentini, che sono i primi a questo punto a contestare la politica, che dovrebbe rimanere assolutamente fuori dalla sanità. E non c'è dubbio che i politici, riguardo la gestione della sanità, dovrebbero proprio sparire e vergognarsi dell'andazzo. E del passaggio dei medici alla sanità privata parla il commissario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia al microfono di Arturo Cantella. Ritorna l'evento in piazza Cavour dedicato alla prevenzione cardiologica e cardiovascolare. Si effettueranno screening gratuiti nei 3 giorni che vanno da domani 6 ottobre fino al giorno 8. Un servizio ben collaudato negli anni precedenti e che spesso, come detto dal primario Caramanno, salvano la vita e che servono a creare anche un database per i pazienti che sarà possibile controllare anche dopo 10 anni come necessario punto di riferimento per la propria salute. L'iniziativa avrà quest'anno un testimonial particolare, l'attore agrigentino Gianfranco Iannuzzo. All'iniziativa ha dato il suo valido supporto l'ASP di Agrigento, presente per l'occasione il commissario il dottore Zappia. Questo è un tema bruttissimo, perché al di là di quello che sono le dicerie comuni, che si dice così tanto per dirlo, oggettivamente ve ne accorgete tutti, anche ad Agrigento noi siamo in estrema difficoltà. Vi dico una cosa, questa è attualità, adesso ad Agrigento come nel resto d'Italia i medici dal pubblico vanno al privato, ma lo fanno perché hanno una condizione di lavoro diversa e hanno una possibilità di remunerazione diversa. Noi non possiamo fare nulla se non applicare il contratto, non possiamo raddoppiare e triplicare gli stipendi perché non c'è consentito. L'unica cosa che possiamo fare è dotare le nostre strutture e potenziarle di tutti quelli che sono gli adeguamenti tecnologici. Il pubblico rispetto al privato ha un'opportunità di crescita professionale che ovviamente è maggiore. Nel privato si è una macchina da guerra, io faccio 10, 20, 30, 50 interventi. Nel pubblico, se voglio crescere e se voglio assecondare la mission del medico, il medico nasce per salvare vite. Qua abbiamo il dottore Caramanno e i suoi cardiologi che li salvano quotidianamente.
nel privato si entra in una catena di montaggio in cui non si fa pronto soccorso, non si fanno tante altre attività, si fa fatturato. È un'altra cosa, la scelta la fanno i nostri professionisti, noi abbiamo poche armi nel nostro arco se non quelle di fare in modo che ci diano più finanziamenti per dotare le nostre strutture di macchinari e permettere ai nostri medici di lavorare meglio. Veniamo alla cronaca. I carabinieri stanno indagando per individuare i responsabili di un inqualificabile gesto nei confronti del giornalista agrigentino Domenico Vecchio, preso di mira assieme al suo giornale Agrigento Oggi. Al collega la piena solidarietà da parte di Televideo Agrigento. Vediamo il servizio di Lello Casesa. Il giornalista Domenico Vecchio, editore del quotidiano online Agrigento Oggi, è stato oggetto di uno striscione offensivo nei confronti del suo giornale. Uno striscione è stato infatti collocato sul cavalcavia della strada che costeggia il Parco dell'Addolorata sulla via principale verso il viadotto Morandi in direzione Villa Seta. Sono scattate immediatamente le indagini ed attivate subito le forze dell'ordine che hanno provveduto a rimuovere lo striscione offensivo. Non si comprendono le ragioni e non sarà facile risalire al responsabile o quasi certamente ad un gruppo di responsabili. È veramente deplorevole e preoccupante svolgere libertà ed autonomia il ruolo di giornalista e ne siamo sempre più consapevoli e coscienti. A Domenico Vecchio e a tutta la redazione va la nostra convinta solidarietà, nella certezza che vengano individuati e puniti i responsabili di tale vile gesto. Arrestati a Palermo 2 poliziotti per corruzione. Fiducia nelle intercettazioni, quello sì, ma la storia che si nasconde dietro l'arresto di 2 poliziotti della squadra mobile di Palermo, ossia Fabrizio Spedale e Salvatore Graziano, è un condensato di infedeltà e lo stigmatizza benissimo il GIP Cristina Lobue, che accogliendo le richieste del procuratore aggiunto Paolo Guido ha disposto il carcere per entrambi quando scrive nell'ordinanza di un inammissibile tradimento dell'essenza stessa della specifica funzione pubblica ricoperta, svilita, non solo nei confronti dell'opinione pubblica, ma altresì nei confronti dei poliziotti che ogni giorno agiscono nel pieno rispetto dei propri doveri e persino agli occhi di coloro che sono pienamente inseriti nel traffico degli stupefacenti, ingenerando loro la convinzione della possibilità di corrompere forze di polizia e in tal modo di godere dell'impunità o peggio ancora di incrementare i propri affari attraverso illecite pattuizioni con le forze di polizia. I 2 vice sovrintendenti sono finiti così in cella in seguito alle indagini dei loro stessi colleghi della mobile assieme proprio ad uno spacciatore. Si tratta di Ignazio Carollo detto Sandro ed è proprio dalle conversazioni agghiaccianti di quest'ultimo che è stato scoperto come i poliziotti avrebbero non solo fornito informazioni riservate all'indagato su perquisizioni, intercettazioni, ma anche avrebbero sottratto della droga da almeno 2 grossissimi sequestri per consegnarla a lui e consentirgli così di rimetterla poi sul mercato, ottenendo in cambio 200 euro e 4 motocicli e forse anche altri soldi, visto che nel giro dell'ultimo anno e mezzo, così si legge nell'ordinanza, Spedale avrebbe acquistato 5 veicoli che risultano a lui intestati per un valore che supera i 67.000 euro, spesa che sarebbe incompatibile con il suo reddito. Ancora cronaca, controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Ribera. La Polizia di Stato, nell'ambito delle direttive impartite dal questore di Agrigento Emanuele Rigifari, tese a implementare gli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha esteso il raggio d'azione ai comuni di Ribera e Menfi, dove sono stati segnalati episodi di micro e macro criminalità. Il dispositivo operativo, potenziato dalla presenza del reparto prevenzione crimine di Palermo e dalla Poststrada di Agrigento, ha complessivamente operato diversi controlli sotto il profilo della polizia giudiziaria, amministrativa, misure di prevenzione e circolazione veicolare.
In particolare sono stati identificati 234 persone, con alcune interessati da pregiudizi penali, e controllati oltre 110 veicoli. Di queste attività, sotto il profilo della prevenzione stradale, ha consentito di elevare 25 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, decurtare 85 punti sulla patente di guida. Si è proceduto al ritiro di 3 carte di circolazione e di una patente di guida, mentre 9 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Sul versante della prevenzione stradale, le attività sono state nello specifico orientate al controllo e alla verifica dei cosiddetti velocipedi elettrici, sottoponendone 4 sotto il vincolo del sequestro amministrativo, in quanto difformi dalle specifiche di fabbrica, elevando sanzioni per un importo di 25.000 euro. Si è proceduto a un capillare controllo di soggetti sottoposti a vario titolo a misure restrittive della propria libertà. Con riguardo ai controlli in tema di polizia amministrativa, sono stati altresì effettuati 5 accessi ispettivi ad attività commerciali e contestate 2 sanzioni amministrative per violazione alle leggi di pubblica sicurezza. Vandali alla scuola La Carruba di Canicattì, fermati dai carabinieri 4 giovani. Arturo Cantella. I carabinieri della compagnia di Canicattì sono intervenuti verso le ore 20 dell'altro ieri presso la scuola dismessa La Carruba, già vandalizzata la scorsa settimana, dove hanno trovato 4 giovani che stavano appiccando il fuoco. I carabinieri hanno intensificato i servizi di controllo al sito La Carruba nella considerazione che il grave danneggiamento dei giorni scorsi possa essere stato oggetto di tentativi di emulazione, notando dei movimenti sospetti, e hanno deciso così di intervenire proprio mentre al 112 giungevano alcune chiamate di cittadini che denunciavano l'intrusione nella scuola. All'interno i militari della radiomobile hanno trovato un maggiorenne e 3 minorenni, uno dei quali minori di 14 anni, che dopo aver incendiato il sipario del teatro scolastico stavano demolendo gli ultimi arredi rimasti nel sito. Condotti immediatamente in caserma, i minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori e verranno deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, mentre il maggiorenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. La riforma delle province si farà, lo dice il ministro Calderoli. Lello Cassesa. Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie del governo Meloni, ne è certo. La riforma delle province si farà e sarà pronta per l'Election Day del 9 giugno 2024. Il ministro garantisce che c'è il tempo e la convergenza politica per la riforma. Sulla sponda opposta, da un punto di vista geografico del paese, rilancia anche Toto Cuffaro della DC, d'accordo con il leghista Calderoli. Il ritorno delle province e la realizzazione dei termovalorizzatori non sono negoziabili. Toto Cuffaro, leader della Democrazia Cristiana, apre il libro dei rapporti con gli alleati e davanti alle domande dei cronisti sulla fattibilità del progetto province, il cui decreto legge naviga in questo momento in Commissione Bilancio, non ha dubbi. Non mi sembra che Fratelli d'Italia abbia cambiato idea, quindi si va avanti, approveremo la legge, sulla data del voto troveremo un'intesa. Cuffaro sostiene che le province sono nel programma di Schifani, i costi secondo il leader della DC non rappresentano un problema, le province sono rimaste in piedi seppur con un nome diverso e con esse anche i costi. Sarebbe veramente ridicolo non farle con la scusa delle spese per indennità e gettoni di presenza. Servirebbero 5 milioni di euro subito per celebrare le elezioni e poi a regime almeno 18 milioni di euro. Le province erano nel programma con il quale Schifani ha chiesto e ottenuto il voto dei siciliani. La gente ora aspetta il ritorno di questi importanti enti di collegamento tra la regione ed i comuni. E veniamo a una nota dolente. Mai Agrigento è stata così sporca. Una situazione insostenibile per la quale è stato organizzato un dibattito sabato al Circolo Empedocleo. Vediamo. Nino Cuffaro, segretario cittadino del PD, Agrigento sempre più sporca. Ci sono state delle raccoltafirme che consegnerete direttamente al comune e poi nel pomeriggio all'Empedocleo un'assemblea. Sì, abbiamo deciso di affrontare con più impegno e decisione la questione della pulizia e del decoro della città.
Agrigento purtroppo non è mai stata così sporca come nell'ultimo periodo, e questo è paradossale perché siamo in un momento in cui dovremmo prepararci a gestire al meglio le iniziative che riguardano Agrigento Capitale della Cultura 2025. Domani noi consegneremo un documento al Comune in cui esaminiamo il problema e la gestione che è stata fatta in questi anni del servizio di pulizia e di igiene della città, e chiederemo al Sindaco di dare delle risposte su tutta una serie di aspetti che riteniamo assolutamente non chiari, sulla prestazione dei servizi da parte dell'impresa, sulla pulizia giornaliera che dovrebbe essere fatta e in molte zone invece non viene fatta, sull'uso delle spazzatrici meccaniche, sulla pulizia di ville e giardini, e poi soprattutto per esempio nel capitolato è compreso anche il lavaggio delle strade, cosa che ad Agrigento non è mai successo. È prevista anche l'istituzione di 2 centri di raccolta per consentire ai cittadini di poter conferire in qualunque momento i rifiuti, anche questo non è stato realizzato, sostituito da una serie di provvedimenti tecnicamente chiamate migliorie contrattuali che però non hanno migliorato il servizio ma hanno comportato un esborso enorme di denaro da parte del Comune. L'importo che noi paghiamo alle imprese è partito da 11 milioni di euro circa 5 anni fa, oggi siamo a 16 milioni di euro, quindi una cifra importante, la spesa più importante del Comune che grava sulla Tari dei cittadini. I cittadini agrigentini sono al 4° posto per importo della Tari in Italia e paradossalmente siamo agli ultimi posti per pulizia. Questo sistema fa acqua da tutte le parti. Ne parleremo il pomeriggio alle 17:30 all'Empedocleo con la presenza dell'onorevole Giovanna Iacono, con Tommaso Castronovo che ci darà una visione per quel che riguarda il piano regionale dei rifiuti, e poi parleremo della situazione di Agrigento, del capitolato, dei servizi che dovrebbero essere resi e di quello che non viene effettivamente poi svolto. Ci sarà con noi anche un intervento di Lia Rocco e concluderemo con un omaggio a Rosa Balistreri da parte di Antonio Zarcone, non a caso chiamato Briganti a Palermo. Ascoltiamo il consigliere comunale di Agrigento Roberta Zicari sul passaggio alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro e sulla Fondazione Agrigento 2025. Arturo Cantella. Roberta Zicari, questo passaggio alla Democrazia Cristiana, una valutazione che sicuramente è frutto di una scelta politica. Quale? Io già facevo parte ho aderito alla lista Liberi e Solidali con i colleghi Bongiovi e Amel. La collega Bongiovi è già transitata nella Democrazia Cristiana, sentendo l'esigenza di un contenitore, di un partito che potesse appunto dare modo di esprimere le nostre idee, che hanno sicuramente una tradizione sturziana, centrista, pluralista, europeista, volta all'accoglienza e all'inclusione. Indubbiamente noi adesso diventiamo 4 e siamo 4 consiglieri di opposizione che abbiamo quindi come orizzonte comune offrire a questa città un'alternativa, quindi un programma, appunto una chiamata alle armi. Noi abbiamo detto serrare i ranghi, cercare di fare qualcosa di buono per la nostra città in primis e poi per la Sicilia e per l'Italia in un secondo momento. Quale sarà la posizione politica all'interno del Comune? Ora siete 4 consiglieri, un gruppo abbastanza nutrito che può dare, diciamo, un indirizzo anche alla politica agrigentina. Noi ad oggi siamo all'opposizione, un'opposizione costruttiva, perché la nostra politica è quella sì di criticare e di adirare le cose che non vanno, ma di offrire sempre una soluzione alternativa, perché appunto non si può solo costruire, perché gli altri partiti ci hanno fatto vedere che cosa vuol dire costruire e lasciare materie. Noi invece studiamo e quindi offriamo soluzioni per fare il bene comune. Come vedi la situazione della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, un percorso tortuoso cui lei ha preso anche una certa posizione? Come mai non va avanti, non si sblocca? Io continuo a dire che il mio rammarico, che secondo me le priorità di questa Capitale della Cultura non siamo esattamente in sintonia. Noi siamo il Comune, noi al momento dobbiamo concentrarci sul bilancio, perché se non approviamo il bilancio non svincoliamo il cosiddetto avanzo vincolato, quindi la nostra quota di 3.300.000 euro per questo progetto. Dopodiché la Fondazione avrà un ruolo gestionale, perché è stato redatto un dossier che contiene già dei progetti che vanno sviluppati. Quindi dal mio punto di vista non è fondamentale creare una fondazione ex novo, perché tanto sia la fondazione ex novo che una fondazione Pirandello che lo stesso Comune dovranno assumere dei tecnici per sviluppare questo progetto, quantomeno un project manager, un
ufficio stampa, quindi del personale dedicato a questo progetto ambizioso. Noi come Comune dobbiamo tornare a occuparci della base del turismo, quindi la pulizia, quindi i collegamenti. Il mio sogno non è un segreto per nessuno, è creare una specie di Uber, Bolt o una cooperativa di taxi che ci porti velocemente a Palermo, ma anche all'interno della città. Quindi noi dobbiamo pensare a quello che è lo sviluppo del territorio, quindi creare le precondizioni e assumere e individuare dei tecnici che possano sviluppare i progetti già scritti nel dossier di Capitale della Cultura. Il sindaco di Messina interviene sui lavori che riguardano i grandi asfalti. Sindaco, interventi importanti per la riqualificazione delle strade cittadine. La caratteristica, la particolarità, tutti in contemporanea, dunque un periodo di disagio, voi lo state già dicendo in maniera preventiva. Sì, la necessità è quella di chiudere al più presto tutti questi lavori che io ho definito poc'anzi grandi asfalti, delle grandi direttrici del centro cittadino, con questi asfalti fonoassorbenti e drenanti. Sono appalti che partiranno, la consegna dei lavori, quindi l'inizio è prevista giorno 8-9 ottobre, sono grandi direttrici come Via della Libertà, Via La Farina, Via Adolfo Celi, il Viale Boccetta, li faremo tutti in contemporanea in modo tale che nell'arco di 20-30 giorni si chiuderanno e ridiamo un po' respiro a una manutenzione che non si faceva veramente da tanti anni. Stiamo mettendo in piedi grandi impegni e ci vuole anche il piccolo sacrificio di tutti, quindi l'idea di comunicarlo prima è quella di capire che ci saranno sicuramente qualche piccolo disagio che deve essere mitigato poi da un risultato che nell'arco di 20-30 giorni vedrà Messina con una nuova visione anche degli asfalti che sono diversi anche nella tipologia. L'appello è sempre quello, utilizzare il mezzo pubblico. L'ho detto poco fa mentre parlavamo insieme, non è una battuta, ripeto, sono 20 giorni di grandi lavori che non si facevano da 20 anni forse, abbiamo tanti autobus che girano, magari anziché prendere la macchina per spostarci da soli oppure con un'altra persona, se riuscissimo a usare il mezzo pubblico magari ci abituiamo, questo è il messaggio, e cerchiamo di drenare anche il traffico perché sarà un mese in cui tutto sommato ci saranno altri cantieri in corso. Altri lavori in periferia invece, perché anche altre parti della città vorrebbero strade senza buche. Sì, l'ho detto poc'anzi, diciamo queste sono le grandi direttrici centrali con questa tipologia particolare di asfalto, però tutte le altre zone della città non sono assolutamente dimenticate. Stiamo facendo una programmazione pluriennale, oltre questi grandi asfalti centrali opereremo anche con delle grandi direttrici nei villaggi della zona nord e della zona sud. Torrefaro già sono iniziati i lavori per la scarifica e il nuovo asfalto di via Pozzo Giudeo, che è una grande direttrice che conosciamo, su Santa Margherita lavoreremo nella zona parallela. E un altro sindaco, quello di Taormina, Cateno De Luca, chiama in causa Matteo Salvini sulla vicenda di Salvo Geraci. Cateno De Luca, ad oggi sindaco di Taormina, si scaglia contro il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il signor Matteo Salvini non mi ha mai chiesto scusa per la sua infamante accusa. Le parole del primo cittadino di Taormina si riferiscono alle vicende dell'8 novembre del 2017, quando De Luca venne arrestato per evasione fiscale. In tale contesto Salvini rilasciò numerose interviste sostenendo che non lo aveva candidato nella lista della Lega al Parlamento siciliano perché portatore di voti inquinati. De Luca contesta tali parole. Tutti sapevano che non avevo mai chiesto di essere candidato nella lista della Lega, perché avevo fatto un accordo con Sicilia Vera UDC per il superamento dello sbarramento del 5%. Sono stato assolto sia in primo che in secondo grado, perché il fatto non sussiste, tanto che la Procura di Messina ha rinunciato al ricorso in Cassazione per l'assenza di validi presupposti. Continua dicendo: chissà se ora il ministro Salvini chiederà anche al suo nuovo acquisto, Salvo Geraci, di dimettersi dalla commissione antimafia, essendo stato coinvolto in vicende che, al di là dell'aspetto penale, evidenziano un comportamento incompatibile con l'essere componente di questa prestigiosa commissione. Infine Cateno De Luca conclude: attendiamo risposta prima di intraprendere con le nostre iniziative, perché a noi la mafia fa schifo. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, torniamo tra poco. Verrà inaugurato domani alle 16 alla scuola Collodi di Fontanelle uno spazio educativo dedicato ai bambini e alle famiglie. Lo spazio sarà aperto tutti i pomeriggi, escluso il sabato, dalle 15:30 alle 18:30. Protocollo d'intesa per sperimentare un nuovo strumento di produzione che riguarda le etichette sulle bottiglie dei vini. L'intervista ad Angelo Radica, presidente dell'Associazione Città del Vino.
Per una bottiglia di vino l'etichetta rappresenta tutto ciò che abbiamo per identificarne il contenuto prima di berla, ma oltre alle informazioni obbligatorie il vino racconta storie di luoghi, tradizioni e sentimenti. Una narrazione che può diventare coinvolgente e immersiva grazie alla realtà aumentata. Non occorre indossare visori o caschi, ma molto più semplicemente basta inquadrare un'etichetta con lo smartphone per vederla animare ed avere accesso a dettagli e informazioni sull'azienda produttrice, sul vino, sulle sue caratteristiche, sul territorio di provenienza, sugli abbinamenti con cibi per esaltarne il sapore. Un'esperienza personale, facilmente accessibile, che non sostituisce, ma al contrario amplifica le emozioni che si stanno vivendo. Oggi il progetto di realtà aumentata Realcami, applicato alle etichette del vino, è al centro di un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Associazione Nazionale Città del Vino, che raccoglie ben 460 comuni italiani con un'affermata tradizione vitivinicola, e la 1-1 che ha elaborato il progetto. La finalità è quella di sperimentare un nuovo strumento di promozione, di commercializzazione attraverso appunto lo strumento della realtà aumentata, che consente di dare maggiore visibilità alle aziende attraverso il rendere le etichette interattive, maggiormente informative, maggiormente cariche di informazioni. Con questo protocollo Città del Vino, che io rappresento a livello nazionale, si candida a promuovere questo progetto innovativo attraverso i comuni nelle aziende vinicole. Ricordo che oggi l'etichetta è uno strumento di straordinaria promozione non solo dei vini, ma delle aziende e dei territori, e quindi l'innovazione e l'innovatività della realtà aumentata sicuramente darà un contributo in particolare alle piccole aziende, le piccole e micro aziende vinicole, per far sì che loro siano più presenti, più incisivamente presenti sul mercato e possano raggiungere sempre maggiori clienti. Anche per i comuni è una innovazione importante, perché consentirà di creare degli itinerari turistici per così dire immateriali, quindi senza l'utilizzo di cartellonistica fisica, ma attraverso appunto degli strumenti che consentono di seguire un percorso attraverso le cantine, non solo, ma anche attraverso i beni ambientali, naturali e artistici dei territori. Carmelo Lentini e Giuseppe Moscato per la pagina sportiva. Ci sono i servizi. Terza vittoria esterna del campionato dell'Agragas di Marco Coppa, che pur in emergenza, mancavano diversi calciatori per infortunio, ha sciorinato una prova gagliarda e si porta a casa 3 punti veramente molto pesanti. Il tecnico biancazzurro infatti ha dovuto reinventare un nuovo centrocampo adattando alcuni giovani in ruoli diversi, poi effettua al momento opportuno alcuni cambi propedeutici ed ecco rivitalizzare la squadra, che così guadagna meritatamente la vittoria. Si tratta di un'impresa, specie dopo la rabbia accumulata in seguito alla sconfitta interna con il Trapani. Ciò che contava era la forte e pronta reazione sul rettangolo di gioco e la risposta è stata più che positiva. Gara equilibrata, specie nella prima mezz'ora, con qualche sortita in avanti da ambo le parti. Poi al 35esimo un'incursione di Teiu in area Cragantina veniva interrotta con un fallo. Netto il calcio di rigore che l'esperto Cosenza trasformava regalando il momentaneo vantaggio. Corrono i brividi sulla scheda dei pochi tifosi biancazzurri che continuano a incitare i propri beniamini. E così in pieno recupero un'invenzione del giovane Di Mauro. Serve un perfetto assist per Baio che da 2 passi non perdona. E il meritato pari che arriva ad una manciata di secondi dal riposo. Nel secondo tempo Mister Coppa effettua dei cambi dando maggiore freschezza fisica e più penetrabilità al settore avanzato. Si moltiplicano le azioni da rete per i giocatori dell'Agragas che sfiorano ripetutamente il vantaggio con Scolzer, Di Mauro, Trombino e poi al 77esimo ecco arrivare il raddoppio. Mannina, sicuramente tra i migliori dell'Agragas visto a Castrovillare, appena entrato si libera come Birilli di alcuni avversari, arriva quasi sul fondo e porge il pallone della vittoria al liberissimo Grillo che insacca. Il Castrovillare è alle corde,
continua a subire la pressione dell'Akragas e all'89esimo un tiro di Mannina, destinato in fondo al sacco, viene respinto sulla linea di porta. 3 punti importanti, terzo posto in classifica generale e domenica all'Esseneto arriva un'altra big del campionato di Serie D, la Vibonese. Mister Marco Coppa, la vittoria bellissima dell'Akragas in rimonta contro un battagliero Castrovillari. Sì, è stata secondo me la vittoria più importante fino ad oggi che abbiamo fatto, perché io avevo detto ai ragazzi, avevo anticipato ieri il ritiro in albergo che sarebbe stata per noi la partita più difficile in assoluto, perché venivamo dalla prestazione col Trapani, quella bellissima partita, e potevamo avere un calo di attenzione e di concentrazione. Poi siamo passati pure in svantaggio, però i ragazzi devo dire che ormai hanno in testa qualcosa di veramente importante in termini di mentalità, sono riusciti a recuperare questa partita, a vincerla. Abbiamo avuto l'opportunità anche di chiuderla più volte sul 3-1, ma io credo che per il percorso fatto fino adesso questa sia una tappa molto molto importante. Come e dove l'ha vinta l'Akragas questa partita? Ma io, come al solito, devo dire che la partita dell'Akragas sono partite che in questo momento sono di sofferenza, perché noi oggi abbiamo giocato quasi l'intera gara con 6 under in campo. Però i cambi in corso durante la gara mi hanno fatto la differenza, mi hanno dato la possibilità di svoltare e di vincere questa partita. Ti riferisci all'ingresso di Mannina che ha cambiato le sorti del match, sì, passaggio a rimorchio per Grillo e gol vincente? Credo che sia determinante chi entra e soprattutto il momento esatto della partita in cui entrano alcuni giocatori con alcune caratteristiche che hanno determinato la vittoria di questa gara. Adesso sotto con la corazzata Vibonese, un'altra squadra che cercherà di vincere il campionato, domenica la super sfida all'Esseneto. Adesso un'altra grande partita, abbiamo pochissimi giorni per prepararla, questo è un periodo di fuoco dove noi però abbiamo continuamente emergenze, non posso fare a meno di dirlo, perché anche domenica con la Vibonese non saremo al completo, speriamo di recuperare almeno 2 di quelli che sono fuori, perché in questo momento continuano ad essere fuori 7 giocatori, speriamo di recuperarne almeno 2. Domani intanto ci riposiamo, perché è giusto che i ragazzi si riposino, abbiamo fatto la settimana lunga, riprendiamo venerdì, io pure vado dalla mia governante che c'ho pure io a casa per andare a vendermi i prodotti di Vanna Marchi nel frattempo. Paolo Grillo, gol vittoria per l'Akragas che espugna il Mimmo Rende di Castrovillari. Grazie, allora, una partita difficilissima, si sa, non ci sono partite facili, oggi l'importante era vincere, abbiamo sofferto, però le grandi squadre si vedono qua. Adesso arriveremo alla partita di domenica magari con una consapevolezza diversa e di sicuro faremo di tutto per portare pure 3 punti a casa con la Vibonese. Che Akragas è stata oggi? Siamo partiti un po' male, a rilento, non so, magari la partita scorsa è stata un po' dispendiosa, quindi ci può pure stare, ma oggi quello che contava era la vittoria, quello che contava, è l'atteggiamento di volere la vittoria. 3 punti fondamentali per raggiungere il prima possibile la quota salvezza. Assolutamente sì, però mi permetto di dire che non so se questa è una squadra che deve guardare solo la salvezza, però facciamo parlare gli altri, facciamo parlare noi, parliamo in campo. Poco tempo per gustare la vittoria sul campo del Castrovillari, domenica arriva la Vibonese, un'altra squadra costruita per provare a vincere il campionato. Che partita ti aspetti? Una partita difficile, loro hanno vinto tutte le partite, hanno perso solo col Trapani in 10, quindi non so magari come finiva in parità numerica. Sarà una partita difficile, dobbiamo recuperare l'energia in primis perché ci aspetta una grande battaglia. Direttore Cammarata, nonostante le tante assenze in casa Akragas, i biancazzurri portano a casa una vittoria importante sul campo del Castrovillari, vittoria in rimonta con i gol di Baio e Grillo. Sì Davide, è una vittoria importantissima, è la vittoria del gruppo, che nonostante le grandi assenze e qualche calciatore che ha voluto giocare pur essendo acciaccato, questa era la vittoria del gruppo. Faccio i complimenti ai ragazzi, avevo detto
in trasmissione quando sono stato ospite che non sarebbe stata una passeggiata, e così è stato. Penso che la classifica del Castrovillari sia bugiarda, perché oggi ho visto una squadra messa bene in campo, che ha lottato palla su palla, però noi onestamente abbiamo fatto una grande prova di carattere e anche tatticamente e tecnicamente siamo andati in porta 6-7 volte, una volta per la bravura del portiere, qualche altra volta siamo stati imprecisi, ma a parte 2 gol abbiamo fatto altre 4-5 palle gol. Dunque l'Akragas riprende il proprio cammino conquistando la vittoria sul campo del Castrovillari. Torna a successo il Licata battendo una Novegea arrembante e combattiva. Impresa esterna del Canicattì che espugna il rettangolo di gioco del Ragusa. In piena ripresa anche la San Cataldese di Accursio Sclafani che passa a Gioia Tauro. Bene le altre siciliane, tutte vittoriose, Siracusa, Trapani e Sant'Agata. Ma vediamo un po' quali sono stati i risultati di questo sesto turno. Castrovillari Akragas 1-2, Gioiese San Cataldese 1-2, Licata Igea 2-0, Portici Reggio Calabria 0-1, Ragusa Canicattì 0-2, San Luca Lamezia 2-5, Sant'Agata Locri 2-0, Siracusa Acireale 3-1 e Trapani batte Reale Casalnuovo 4-0. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia d'Eccellenza, girone A, c'è stata la brutta frenata della Pro Favara che è stata fermata da un irriducibile Sciacca. Infatti non riesce a segnare il gol della vittoria che l'avrebbe permesso di passare al turno successivo e ai calci di rigore soccombe dinanzi ad un arrembante e volitivo Sciacca per 4-5 e così consegna la qualificazione ai cugini verdenero. La partita si era conclusa con il risultato di 2-1, partita che si è giocata al Collura di Porto Empedocle a porte chiuse e la rete saccense, l'unica rete saccense porta la firma di Giuseppe Sant'Angelo. Ma vediamo quali sono stati i risultati finali delle 4 gare. Athletic Palermo Don Carlo Misilmeri è finita 0-0, ma in virtù del risultato dell'andata che era 1-1 passa l'Athletic Palermo. Poi Casteldaccio Super Castelbuono è finita anche questa 0-0, ma in andata aveva vinto il Castelbuono per 3-0. Fulgatore Marsala 2-1, ma passa il turno il Mazzara. Pro Favara Sciacca l'abbiamo detto prima, passa lo Sciacca. Quindi riepiloghiamo un po' quali sono le squadre che accedono al turno successivo. Nel girone A l'Athletic Palermo, poi c'è il Super Giovane Castelbuono, il Mazzara e lo Sciacca. Invece nel girone B passano il turno l'Enna, il Messana, il Paternò e il Modica. E l'Unitas Sciacca a conquistare il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia d'Eccellenza. I saccensi hanno vinto ai rigori la gara di ritorno con la Pro Favara, penalty necessari in quanto la partita si è conclusa 2-1 per la squadra favarese, così come era finita la gara d'andata per lo Sciacca. Una sconfitta e la conseguente esclusione dalla Coppa Italia per la Pro Favara che va ad aggiungersi al non certo brillante inizio di campionato. Non erano certamente queste le aspettative della vigilia per una Pro Favara che a fine gara viene anche duramente contestata da un gruppo di ultras che, nonostante la partita si sia disputata a porte chiuse per l'impraticabilità della tribuna dello stadio di Porto Empedocle, sono ugualmente riusciti a vedere la gara da postazioni di fortuna. Gioia schiaccia crisi invece per lo Sciacca del nuovo tecnico Davide Boncore, non ancora in panchina e che ha dato disposizioni al di là della recinzione, che approda ai quarti di finale della Coppa Italia e guarda con più positività al campionato. La Pro Favara gioca un bel primo tempo, va avanti con disinvoltura e manifesta in campo tutta la sua supremazia. Gioca, fa girare la palla e crea azioni. Il primo gol arriva al 25esimo con Lucarelli che batte Riccio al termine di un'azione portata avanti da Lupo e rifinita da Ficarrotta. Da segnalare anche il palo che 5 minuti prima aveva colpito lo stesso Lucarelli.
L'Unitas Sciacca subisce l'azione della Pro Favara e non riesce mai ad impensierire la retroguardia favarese. Nella ripresa arriva la seconda rete, al 10° raddoppia Retucci su azione d'angolo. Lo Sciacca però non si perde d'animo e con un eccellente Concialdi le tenta tutte per arrivare in rete. La Pro Favara non riesce a chiudere la gara, anzi arreta troppo e lascia l'azione agli avversari. Al 69°, complice uno svarione difensivo, arriva la rete dello Sciacca con Sant'Angelo appena entrato. La gara termina sul 2-1, risultato di perfetta parità in relazione all'incontro di andata che porta dritto ai rigori. La qualificazione per la squadra saccense infatti arriva dagli 11 metri. I 5 rigoristi dello Sciacca con freddezza sono andati tutti a segno, mentre la Pro Favara inciampa con Miano, che era entrato praticamente a tempo scaduto proprio perché uno dei rigoristi designati, ma si fa parare il tiro da Riccio. Quinto rigore non tirato poiché ininfluente ai fini del risultato. Unitas Sciacca che approda ai quarti di finale di Coppa Italia e Pro Favara che dovrà sicuramente rivedere qualcosa e preferisce non concedere interviste a fine gara. Ma sentiamo l'autore della rete sancense, Giuseppe Sant'Angelo. Lo Sciacca ci ha creduto fino all'ultimo, nonostante sotto di 2 gol ha reagito benissimo, ha riportato il risultato alla parità e poi nella giostra dei rigori passa il turno di Coppa Italia. Sì, sapevamo che affrontavamo una squadra avvelenata perché anche loro venivano da un risultato negativo domenica, quindi mercoledì era una partita di rivalsa per tutti, quindi era importante fare il risultato. Siamo stati bravi che alla fine ci siamo creduti fino alla fine, il gruppo è sano, questo vi fa capire che lavoriamo bene, siamo uniti, quindi fino a quando l'arbitro non fischia le partite non finiscono e poi ci siamo giocati alla lotteria dei rigori che è una lotteria, quindi siamo stati fortunati e bravi noi e poi siamo passati noi col turno. Il cambio di allenatore insomma è una cosa tecnica che resta nella società, sul campo invece i giocatori dispiace perché quando va via un allenatore è sempre brutto, però alla fine noi facciamo i giocatori, le scelte le fa la società, è giusto che noi accettiamo il decreto della società, quindi noi siamo qua per lavorare. Un buon risultato in Coppa Italia, il passaggio del turno fa ben sperare anche un proseguo di campionato. Guardi, ci dà morale perché sabato abbiamo un'altra guerra fuori casa e ci servono i punti in campionato, quindi va bene la Coppa, ormai è passata, quindi pensiamo a sabato. Bene, con lo sport si conclude il nostro telegiornale, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.